Si è già chiusa da qualche giorno la manifestazione fieristica Taormina Food Expo organizzata dalla CNA Sicilia, che ha avuto un notevole riscontro, e già si pensa alla prossima, uno sforzo che la CNA regionale ha fatto a tutti i livelli, coinvolgendo le istituzioni, le aziende artigianali dei nostri territori e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Ho partecipato molto volentieri a questa bella iniziativa promossa dalla CNA Sicilia, a cui ha partecipato tutto il centro confederale proprio per valorizzare l'evento. La sintesi del confronto fatto con tutti i relatori, con tutti i livelli istituzionali, mi porta a dire che questo nostro Paese, utilizzando la leva del food e del turismo, può avere grosse prospettive e che può compensare anche alcuni elementi e tratti di difficoltà che abbiamo in altri settori per permettere ancora la crescita del nostro PIL. Una cosa estremamente importante se parliamo di turismo e di food è quello di rendersi conto che senza la piccola impresa questo non potrebbe avvenire. E quindi questo si lega alla valorizzazione più generale che nel nostro Paese devono avere le piccole imprese e l'artigianato, perché sono la stragrande maggioranza del tessuto economico del nostro Paese. Oggi ho anche apprezzato il fatto che tanti attori erano intorno al tavolo in una logica di fare sistema, di fare squadra, perché se non si fa massa critica la competizione con il resto dell'Europa, del mondo, non si riesce a vincere. Per cui questo è stato un fatto estremamente positivo che manda anche un messaggio interessante alle nostre imprese che su questo percorso possono costruire la prospettiva delle loro attività. Un bilancio positivo, 4 giornate organizzate con i minimi particolari, è un anno e mezzo che ci lavoriamo, questa è la seconda edizione perché la prima è stata svolta l'anno scorso durante l'Assemblea Nazionale, quindi Taormina Food Expo 2022 e quest'anno 2023. Già siamo pronti per lavorare per la terza edizione, ottimo risultato, una grande partecipazione. Più di 5 convegni perché poi se ne sono nati altri durante l'iniziativa, 70 relatori istituzionali, imprese, mondo accademico, tecnici sia regionali che nazionali, la politica, le associazioni che hanno voluto contribuire in questo grande evento. 12 show cooking, abbiamo presentato 12 piatti, 12 primi, 12 dolci, mettendo insieme associazione provinciale dell'artigianato della nostra organizzazione con l'Associazione Italiana Cuochi che hanno partecipato in maniera massiccia per ogni provincia. Abbiamo presentato 9 piatti che andranno ad iscriversi presso la Comunità Europea attraverso il cosiddetto STG. Stiamo promuovendo quei piatti per farli diventare promozione della Sicilia dal punto di vista agroalimentare, turistico e culturale. Ieri e l'altro ieri ci sono state 2 giornate con più di 10 buyers che venivano da tutto il mondo, hanno incontrato più di 100 aziende, un risultato positivo e soddisfazione sia per le aziende che per i buyer, hanno avuto ottima soddisfazione sia dei prodotti che utilizzano tutto un marchio IGP e DOP, 60 aziende che hanno esposto nel Palafiera che era predisposto sopra la terrazza del parcheggio Catania, dove hanno dato la possibilità sia ai buyer che hanno visitato gli stand ma anche ai turisti. Pur essendo a novembre Taormina è piena di turisti, abbiamo visto e apprezzato tantissimo. L'attività convegnistica è andata benissimo, grande partecipazione, abbiamo scritto nel registro di tutti coloro che hanno partecipato un progetto che porteremo avanti sia nel coinvolgere il Mediterraneo grazie anche a una delegazione massiccia di maltesi che hanno voluto promuovere i loro prodotti attraverso un protocollo d'intesa che abbiamo siglato a marzo 2023 presso l'Assemblea regionale in presenza del Presidente dell'Assemblea regionale e dei capogruppo di tutti i partiti partecipanti in maggioranza o opposizione all'Assemblea regionale. Vuol dire che Malta è un punto di riferimento, diventa un punto di riferimento la Sicilia per i prodotti gastronomici collegati al turismo e alla cultura e alla bellezza della nostra terra. Ci siamo dati appuntamento fra una settimana con tutti gli interlocutori, faremo una tavola rotonda per fare il punto della situazione e programmare diciamo, la prossima edizione di Taormina
Food Expo, ma che deve essere itinerante in tutta Italia. Abbiamo siglato anche un accordo con CN Nazionale, vogliamo che questa esperienza che parte dalla Sicilia possa diventare itinerante per tutta l'Italia e per dare la possibilità di confrontare la nostra realtà, i nostri prodotti con il resto d'Italia, per poi lavorare per il resto d'Europa ma anche nel mondo. Senta, dal punto di vista economico quanto è stato importante questo evento? Sì, dal punto di vista economico faremo il punto della situazione, però già dall'entusiasmo che dicevo poco fa, sia dei buyers ma anche degli imprenditori che hanno voluto scommettersi e si sono confrontati tra di loro, il fatto che abbiamo fatto una piattaforma dove gli stessi imprenditori, a prescindere dai buyers che sono presenti sia negli stand che hanno partecipato anche al B2B, si stanno confrontando per migliorarsi da soli, cioè cercando di confrontarsi con l'aiuto della nostra confederazione. CN Nazionale ha puntato tantissimo, ha sperimentato, diciamo così, questo modello facendo partecipare tutti i coordinatori dei mestieri, del turismo, dell'agroalimentare, delle professioni, perché noi le professioni, tutti coloro che non fanno parte negli ordini diciamo, tradizionali possono iscriversi alla CNA, mi riferisco ai cuochi, all'Associazione Italiana Cuochi è una nostra partner, tant'è che ha fatto un ottimo lavoro e questo diventerà punto di riferimento per il futuro. È stato presente anche il nostro segretario generale, Otello Gregorini, che ha diciamo, evidenziato che il connubio tra turismo e agroalimentare può essere rilancio per il futuro, per la crescita del PIL del nostro territorio, del Mezzogiorno. Un bilancio che ci dà molte soddisfazioni, soprattutto perché abbiamo registrato la grande soddisfazione da parte delle aziende partecipanti, ma anche la soddisfazione di chi ha avuto il piacere di venirci a visitare e partecipare agli showroom, soprattutto alla degustazione che abbiamo preparato. È un momento, quello degli showroom, che è stato veramente molto interessante, che in un certo senso ci ha dato ragione, ecco, di convincerci che l'obiettivo che abbiamo cercato di raggiungere in un certo senso l'abbiamo raggiunto, è quello di avviare un percorso, diciamo, di conoscenza ma soprattutto di consapevolezza rispetto alla necessità di andare a certificare alcuni piatti nostri siciliani con l'STG. Grandi professionalità e grande partecipazione da parte dei nostri cuochi siciliani, a partire da Rosario Sedite, che voglio ringraziare il Presidente regionale, ma poi a tutte le delegazioni provinciali. Abbiamo avuto 9 delegazioni provinciali che hanno dato il meglio di loro con delle degustazioni e con gli showroom che sono state veramente altamente professionali e che avete avuto modo anche di seguire in diretta Facebook. Quindi che posso dire, siamo soddisfatti, ma la soddisfazione per noi è relativa perché per quello che abbiamo fatto siamo soddisfatti e adesso dobbiamo partire per organizzare il prossimo evento che faremo nel 2024, che dovrà essere qualcosa di più rispetto al percorso che abbiamo fatto. Dal punto di vista economico è stato importantissimo perché uno degli obiettivi che avevamo era quello di dare una spinta all'export e quindi la delegazione ICE con 12 buyers internazionali provenienti dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dall'Europa ma anche da altri stati, c'è una bellissima delegazione, ha avuto una grandissima partecipazione sia nel giorno in cui i buyers hanno visitato gli stand ma soprattutto nel giorno 25 dove ci sono stati i B2B che ci hanno portato via un'intera giornata con la partecipazione di tutte le aziende e anche di qualche azienda che non era, per necessità non è potuta venire all'esposizione ma che noi avevamo inserito precedentemente nell'elenco. Quindi un bilancio positivo, voglio dire, da questo punto di vista e del resto la mission era proprio questo, insomma, andare a salvaguardare le nostre tradizioni con lo Shogun ma soprattutto dare una prospettiva maggiore e contribuire a dare una prospettiva maggiore del affacciamento sui mercati esteri delle nostre aziende. Oggi siamo ritornati di nuovo a Taormina per impostare un ragionamento sul food per il futuro che abbiamo delle imprese noi siciliane, che stiamo curando le piccole imprese per cercare di crescere e dare visibilità alle loro attività. È un'iniziativa importante dove c'è un connubio fra food e turismo. Per noi dare sviluppo e voce e volto alle nostre imprese già è una cosa molto importante e rilevante.